Un incontro si è svolto stamani tra l'amministrazione comunale di Agrigento e i vertici dell'aeroporto Pio La Torre di Comiso insieme al sindaco Maria Rita Schembari. L'incontro è stato organizzato dall'assessore al turismo Picarella per sviluppare le sinergie e le attività di marketing e il turismo nella città di Agrigento grazie alla collaborazione diretta di questa importante struttura aeroportuale. All'incontro è stato anche presente una delegazione degli amministratori dei comuni di Licata e di Palma di Montechiaro interessati a questo rapporto turistico-commerciale con l'aeroporto di Comiso. Sì, sicuramente è una cosa interessante, oggi è un giorno importante, grazie all'iniziativa dell'amministrazione comunale di Comiso, ci sarà anche il sindaco presente, quindi è una forma di simbiosi, di collaborazione per un maggiore sviluppo turistico della nostra provincia. Ci saranno anche sicuramente si parlerà di agevolazioni nelle tratte che uniscono la Sicilia, diciamo, alla terraferma, al continente con Roma e Milano. Penso che è un'iniziativa interessante, grandiosa, specialmente in un periodo di pandemia con le ristrettezze che ci sono. Agrigento è la vostra di Comiso, dove ha sede un'importante struttura aeroportuale. Ecco, cosa ci aspetta da questa relazione tra i due comuni? Quale sarà il fulcro della discussione? Il fulcro della discussione sarà promuovere l'aeroscalo di Comiso come porta fondamentale che possa aiutare i residenti in Sicilia, perché da noi ha sede anche la continuità territoriale con Alitalia sulle rotte di Roma e di Milano, per consentire a tutti coloro che risiedono in Sicilia di viaggiare tutto l'anno a prezzi fissi. Ma il nostro aeroporto è uno scalo internazionale in cui arrivano anche voli da tutta l'Europa, soprattutto per la prossima stagione estiva, ora che dobbiamo guardare con fiducia alla fine, speriamo al più presto, di questa pandemia, è necessario farci trovare pronti, ed Agrigento ha tantissimo da offrire per il viaggiatore colto che va alla ricerca non del turismo mordi e fuggi, bensì della cultura più profonda del nostro Occidente. Uno dei handicap è sicuramente il collegamento. Cercherete di aumentare i collegamenti tra la gente che vuole venire e andare da Comiso ad Agrigento e viceversa e paesi limitrofi? Sicuramente oggetto dell'incontro oggi con il mio collega sindaco sarà quello di chiedere assieme con forza che appunto collegamenti attraverso il trasporto pubblico locale più intensi e sicuramente più mirati in base agli orari dei voli vengano fatti tra la provincia appunto di Ragusa e la provincia di Agrigento. Intanto è un'importante infrastruttura del territorio siciliano, di fatto è l'aeroporto più vicino al territorio di Agrigento, e quindi vogliamo cercare di sviluppare e di fare del marketing territoriale proprio per cercare di stimolare e di incentivare gli arrivi a Comiso e quindi di conseguenza anche gli arrivi e quindi sviluppare il turismo nel territorio di Agrigento. Oggi sono presenti anche i responsabili del comune di Licata e del comune di Palma di Montechiaro, proprio perché vogliamo essere propositivi, non ragionando solo ed esclusivamente da città, ma ragionare da territorio, e questa meravigliosa cosa deve essere assolutamente incentivata. I vertici dell'aeroporto di Soaco insieme al sindaco di Comiso naturalmente oggi sono qui proprio per cercare di sviluppare queste sinergie e quindi di fare fronte comune per sviluppare un territorio siciliano mediterraneo che si affaccia sul Mediterraneo in maniera sinergica nei mercati turistici. Sì, noi siamo qua proprio per questo, vogliamo intanto incrementare i servizi tra l'aeroporto di Comiso e il comune, la provincia di Agrigento e i paesi limitrofi. Vogliamo anche promozionare la continuità territoriale che è partita a dicembre e che per ben 3 anni garantirà di volare a prezzi contenuti a tutti i siciliani da Comiso per Roma Fiumicino 2 volte al giorno e Milano Linate 1 volta al giorno. Le tariffe sono di 50 euro più tasse per Roma Fiumicino e 80 euro più tasse per Milano Linate. Questo garantirà a tutti i siciliani di avere prezzi vantaggiosi, e noi vogliamo che anche la provincia di Agrigento, che fa parte della catchmentaria dell'aeroporto di Comiso, possa utilizzare questi servizi con collegamenti vantaggiosi e in concomitanza con questi voli. Sicuramente, essendo anche noi posizionati sulla costa, l'aeroporto di Comiso assume una importanza strategica e cercheremo di incentivare con quelli che sono i trasportatori di linea attualmente presenti sul territorio, intensificare i rapporti sperando che finisca questa pandemia e che tutti possiamo ritornare a vivere e incrementare la nostra terra.